Sono andato al centro dell'impiego perché cercavo per un altro impiego. Si dice che lavoro ti dà dignità. Ho fatto scuola dell'alberghiero, ok? Da quando ho finito ho sempre lavorato nel settore di alberghiero, non ho mai cercato per lavoro. Allora questa è stata proprio una situazione un po' nuova per me. Del primo colloquio avuto con il lavoratore ricordo che la prima conoscenza è avvenuta nell'occasione in cui questo lavoratore aveva perso involontariamente il lavoro. In quel momento della sua vita era anche abbastanza sfiduciato nei confronti della possibilità di poter rintracciare un'occasione lavorativa adeguata alle sue esigenze. E abbiamo accompagnato questo lavoratore in tutte le fasi, sostanzialmente, dall'incontro fino alla ricollocazione. Sono stato proprio di un grande aiuto, specialmente nell'accoglienza. Mi hanno aiutato anche a fare del curriculum basato su standard europeo. L'azienda si trovava in una situazione di difficoltà nel trovare il personale, cosa che ancora sussiste anche adesso in alcuni momenti dell'anno. È sempre più difficile trovare personale e soprattutto personale qualificato. Il centro per l'impiego in questo caso è stato fondamentale per noi perché siamo riusciti ad avere dei curricula da poter visionare, cosa che invece in azienda non siamo riusciti ad ottenere, e ad avere degli incontri personalmente con queste persone proprio all'interno del centro per l'impiego per poter fare un colloquio di lavoro in una prima forma, insomma. L'episodio significativo che ha contribuito al successo di questo intervento è sicuramente la giornata dell'incontro a lavoro. Qualche attimo prima, rispetto al colloquio, ho cercato di avere un incontro con il lavoratore in modo da mettere a fuoco con lui quali potrebbero essere state le domande fondamentali alla quale il lavoratore sarebbe stato sottoposto. Questo incontro lavoro, quando c'erano l'azienda, lei mi ha affiancato anche la signora Simona, mio case manager. Allora così per dare morale, diciamo, ok? Allora non penso che da tutti. Credo che le competenze messe in gioco in questo caso per raggiungere l'obiettivo siano state competenze relazionali ed empatiche col lavoratore, tale da restituirgli fiducia e ovviamente potersi aprire nelle sue aspirazioni e anche nelle difficoltà che aveva. Le aziende ci dicono spesso che avrebbero escluso dei curriculum, soprattutto per quanto riguarda le competenze tecniche, e la possibilità di poter incontrare questi lavoratori e conoscerli di persone li ha fatto rivalutare il loro curriculum e quindi soprattutto considerare la loro motivazioni. Il giorno di oggi io sto in un'azienda che è seria, di cui io sono fiero di essere uno dei loro dipendenti in questo momento.